Ecco, il nostro telespettatore diceva appunto che durante, specialmente il periodo della pandemia, del lockdown, tutte queste sensazioni, queste difficoltà si sono naturalmente intensificate. Anche nel tema che affrontiamo quest'oggi, cioè quello degli sbalzi d'umore nei periodi di transizione dell'anno e quindi nei cambi di stagione, questo c'entra, cioè che ruolo ha avuto la pandemia in tutto questo? Sicuramente la pandemia come dire, ha avuto un esito in un periodo particolare. Ricordo anche proprio che c'era questa problematica di tutte le varie depressioni stagionali piuttosto che altri disturbi che hanno un andamento ciclico, che può essere la ciclotimia, il disturbo bipolare, i disturbi maniacali, e c'era appunto un po' la difficoltà perché c'era molto da fare negli ospedali e tutto era oberato e difficoltoso. Chiaramente aggiungere a tutto questo l'isolamento che si è dovuto fare ha messo in difficoltà un po' tutti, e chiaramente lì dove c'è magari una predisposizione la difficoltà è raddoppia, tripla o di più. L'importanza del fare rete per l'essere umano è grandissima, perché tendenzialmente siamo animali sociali. Lì dove non c'è una buona socialità, in genere bisogna capire perché. Qualcuno dice è una mia scelta, bene, va assolutamente rispettato, però io dico magari dare un'occhiata e capire come mai è arrivato a quel tipo di scelta è sempre utile, perché magari dietro c'è una ferita. Siamo animali sociali, abbiamo bisogno della relazione. Abbiamo questo dono fantastico che è il linguaggio, che è il pensiero astratto, che ci differenzia da altri mammiferi, e se non lo usiamo stiamo male. Ecco, il suo punto di osservazione è un punto veramente interessante, perché tra l'altro lei si è posizionato tra i primi psicoterapeuti in Italia, no? E quindi, come dicevo, il suo punto d'osservazione, riceve moltissimi pazienti anche dall'estero, è molto importante. Che direzione sta prendendo la nostra società? Guardi, rispetto agli studi universitari devo dire che tendenzialmente stiamo arrivando a quella che era un po' la previsione comunque dell'OMS, no? Quindi ci stiamo avvicinando un po' a ciò che è successo magari una ventina d'anni fa in Stati Uniti, che sono un campione rappresentativo sempre importante. E quindi siamo una società che va un po' verso la solitudine e verso una sensibilità un po' troppo alta, a mio avviso, per la sofferenza di tipo psicologico. Credo sarà molto importante spendersi per creare delle buone situazioni che non facciano verificare, insomma, un aumento ancora della sofferenza. Certo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono Giusy da Dosson. Buongiorno Giusy, Buongiorno. Era da un po' che non la sentivamo. Prego Giusy, ci dica pure. Allora, io penso che tu quando hai un problema da risolvere, ti viene l'ansia, ti viene tutti i battimenti di cuore, di tutto e di più, perché l'ho provato anch'io. Lo stomaco ne risente prima di tutto. Allora si scatena il diavolo in te, si scatena il diavolo, devi risolvere il problema. E poi anche la solitudine è quella che porta molte signore diversamente giovani, come la sono io, che magari si abbattono perché hanno la famiglia, i figli escono di casa perché si sposano, rimangono soli, e quello è il problema. Se no bisognerebbe avere un fisico forte, una mente forte, di lasciar perdere queste cose qua. Ma chi ha figli li pensa tutti i giorni, magari perché non li vede poco. E questo è il discorso. L'ansia è quella, dottore, l'ansia ti viene per quelle cose, perché hai dei problemi che non si risolvano mai. Vi ringrazio. Grazie Giusy, le preoccupazioni quotidiane, no? Il tema della solitudine, come ci ha detto la telespettatrice, è anche il tema poi del fisico che ne risente, perché chiaramente lo stomaco è il primo, la testa, i mal di testa a soffrirne.
Indubbiamente questi sono tutti i riflessi fisiologici per cui siamo predisposti, quindi il nostro corpo interagisce con le emozioni e con ciò che viviamo. Chiaro che ciascuno di noi ha una scala di preoccupazioni, quindi qualcosa che preoccupa molto la signora, magari l'aspetto familiare, i figli, potrebbe essere molto diverso per altri, quindi è anche difficile poi stabilire qualcosa di univoco, cioè una taglia unica che va bene per tutti. Io dico sempre, già la psicoterapia è un lavoro molto sartoriale perché è cucito su misura e spesso si scucisce e ricucisce da una seduta all'altra. L'essere umano poi è sempre unico, no? Possiamo trovare certamente dei temi comuni. Uno possono essere i figli, ma per la persona Mario Rossi, che lo citiamo sempre, può essere l'area lavoro, mentre l'area dei figli non lo è, piuttosto che per un'altra persona può essere a posto l'area familiare o relazionale, eccetera, ma magari il pensiero di un rapporto genitoriale che non è andato bene, quindi è molto soggettivo. Per l'ansia siamo comunque predisposti perché fino a un certo punto l'ansia è un segnale che ci attiva e va bene. Quando diventa quell'ansia patologica, quindi che ha una valenza clinica, che sviluppa dei sintomi che ci fanno inciampare tutti i giorni su questo, là sicuramente è il caso di intervenire e porre rimedio. Oggi effettivamente assistiamo da un aumento progressivo, insomma, di questi stati d'ansia, queste manifestazioni nelle persone. Tendenzialmente sì, io vedo non solo dai numeri, dalle ricerche effettuate, che siamo una società molto stressata. Stressata già dal fatto che molte cose di ordine pratico nella nostra quotidianità vengono processate con complicazione e quindi siamo molto impegnati sul portare a termine alcuni compiti che abbiamo tutti quanti, quasi in modo indipendente, perché ogni lavoro, ogni situazione, ogni persona deve confrontarsi con questo. Quello che manca è il tempo personale, quello che manca è il tempo per annoiarsi, quello che manca è la possibilità di avere anche un tempo per pensare alle proprie cose, no? E questo anche è stato un effetto, ad esempio citando il lockdown e l'isolamento di prima, cioè ci siamo trovati improvvisamente a non avere più il sedativo del lavoro, degli impegni, e quindi siamo stati costretti a pensare anche a noi stessi, magari in un modo ansioso perché ci sentivamo senza ponti verso gli altri, però ecco, questo ci deve far anche pensare che un tempo per noi va sempre conservato. E forse non ce lo ricordavamo e non eravamo più abituati. Non eravamo neanche pronti. Senta dottore, sono stati di ansia e di stress che, come abbiamo detto, possono coinvolgere anche i giovani, gli adolescenti, e qui insomma si manifestano anche con sintomi poi comportamentali. Sto pensando per esempio alla difficoltà nella concentrazione, alla difficoltà nel gestire anche l'impulsività. Sì, sicuramente i giovani è una delle categorie che anche stanno proseguendo questo post-lockdown, soprattutto per una necessità importantissima nell'adolescenza, no? Che è il confronto poi col gruppo esterno e col mondo, e quindi in alcuni casi si sono verificati su alcuni adolescenti dei disturbi dovuti proprio al discontrollo degli impulsi, ma anche di altro tipo. Non facciamo mai, diciamo, di un'erba un fascio, e quindi non possiamo mai dire qualcosa di troppo generico, però diciamo, ecco, questo è uno dei disturbi che sono stati riscontrati. Un altro è, ad esempio, abbastanza frequente sugli adolescenti che già avevano una personalità molto introversa e che hanno quasi prolungato l'isolamento, e quindi si trovano un po' nella difficoltà ora a risocializzare e a reimmettersi nel circuito della socialità tra adolescenti, quindi del confronto, dell'omologazione piuttosto che della diversificazione, tutto ciò che abbiamo anche noi fatto in adolescenza. Questo è un altro capitolo di cui ci stiamo molto occupando, tutti noi tecnici e non solo, e che però insomma merita sicuramente un'attenzione in più.
Perché veramente la socialità e le relazioni sono state compromesse, no? Insomma, da questo isolamento prolungato, soprattutto nei più giovani, nei più piccoli. Questo sì, c'è chi appunto ha recuperato abbastanza bene e chi si parla quasi di una sorta di hikikomori, no? Quella sindrome che abbiamo osservato principalmente in Giappone, ma che ormai ha un suo seguito purtroppo in tutto il mondo, in cui c'è un vero e proprio isolamento, ma addirittura anche dalla famiglia. Si chiudono in camera questi ragazzi e hanno un disagio molto profondo, un senso di colpa e quindi questo isolamento diventa particolarmente sofferente. Può sfociare poi a lungo andare in disagi ben più complessi e importanti? In una piccola percentuale, ricordo, può cronicizzare e quindi lo dovremmo prendere come un sintomo di una patologia che purtroppo sta evolvendo verso qualcosa di più importante. Però insomma stiamo parlando proprio di un puntino rispetto all'insieme. Tutti gli altri ragazzi che stanno soffrendo un po' questo isolamento prolungato vanno stimolati, vanno aiutati, le famiglie si stanno anche muovendo, devo dire, per consultarsi per capire in che modo risolvere la questione. Tutti i segnali e disturbi, anche insomma, quelli dovuti agli sbalzi d'umore nei cambi di stagione, che per quanto possano essere passeggeri, perché no, dottore, lei lo sa, poi passano, sono temporanei, ma non vanno sottovalutati in qualche modo. No, vale sempre la pena prendere in considerazione, prendere coscienza, no? Essere consapevoli è già un grande punto di partenza. Anche il confronto con gli altri è un punto di partenza, perché rimettiamo in atto un po' quello specchiarci, e quindi avere qualche buona amicizia, qualche passione ci aiuta a tenerci anche attivi nel mondo, non solo dentro noi stessi. E quella è anche un'occasione per cui, se abbiamo diciamo dei dispiaceri piuttosto che delle difficoltà, lì diventa molto più probabile che anche qualcun altro lo percepisca e magari ci può venire incontro. Se cerchiamo tutti di essere una società che va incontro all'altro, potremmo dire che abbiamo raggiunto già un ottimo livello. Le leggo un'altra domanda che ci è arrivata tramite un messaggio dalla pagina Facebook di Antenne 3. E ci scrivono che è stato prescritto un antidepressivo, senza entrare nel merito chiaramente della situazione, non abbiamo elementi, ma questa persona ci scrive di essere preoccupata per gli effetti collaterali, che spesso sappiamo non sono indifferenti, e dunque ci chiede un consiglio su un po' l'utilità di proseguire con questa terapia o meno. Allora, l'utilità la fa chiaramente la diagnosi e la conoscenza della persona, quindi qua sicuramente c'è un collega psichiatra che ha prescritto la terapia, piuttosto che insomma, non so, un medico, può essere il medico di medicina generale anche, che avrà sicuramente usato dei criteri, quindi insomma mi sento di dire alla persona in fiducia che se c'è una prescrizione ha sicuramente un senso, non viene fatta a caso. Poi, per quanto riguarda gli effetti collaterali, bisognerebbe capire meglio che tipo di farmaco, eccetera. Diciamo questo, gli effetti collaterali si hanno anche su semplici farmaci da banco e quindi bisogna capire intanto se c'è una sensibilità particolare di tipo soggettivo, ma insomma se non c'è nulla in particolare, in genere sono farmaci molto collaudati, anzi i miei professori a Padova appunto ci dicevano che tanto più un farmaco era vecchio e quasi quasi era un vantaggio perché era più collaudato. Infatti ci sono dei farmaci, ad esempio per la depressione, che sono di lunghissimo utilizzo, ma possono essere anche le benzodiazepine, ad esempio per i disturbi d'ansia, che in realtà ci hanno dato una lunghissima esperienza su quelli che possono essere gli effetti collaterali, ma insomma qua è un discorso che è giusto che la signora che ha chiamato o scritto possa rifare col proprio medico per avere tutte le sicurezze del caso. Se noi leggiamo i bugiardini sicuramente non dovremmo prendere neanche l'aspirina, certo. Perché insomma, a rischio di emorragia ad esempio, ma
sono casistiche bassissime e che vanno valutate prima. Dal supporto farmacologico al supporto di integratori si sente sempre molto parlare di vitamina D, può essere davvero importante, può davvero avere un ruolo insomma, sostanzioso. La vitamina D ha un ruolo molto importante e diciamo, è una di quelle come dire, di quegli argomenti che ultimamente vengono molto messi in evidenza, soprattutto per noi tecnici. Ecco, quindi diciamo in generale questo, è opportuno sempre andare a misurarla, magari quando si fa un controllo, un esame del sangue anche generico, perché no? Tendenzialmente in Occidente siamo tutti carenti, ma un buon livello di vitamina D sicuramente è un'ottima base per costruire poi anche un buon umore. Interagisce ovviamente, lo sappiamo, con tutti gli osteociti, quindi la parte scheletrica nostra, ma anche col funzionamento di determinati organi e soprattutto il cervello ne ha bisogno della giusta quantità. Quindi insomma può essere un supporto valido, ecco. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, qualche minuto e poi torniamo ancora in diretta, tra poco.